i benandanti. Au, gringos! Tra il XVI e il XVII secolo operavano in Friuli i benandanti, figure legate ad un antico culto agrario basato sulla protezione della terra. Discendenti da tradizioni sciamaniche diffuse nel centro-nord Europa, erano individui speciali, nati col sacco amniotico, chiamati a combattere contro streghe o stregoni per garantire la fertilità dei campi. Durante le notti delle quattro tempora, i benandanti uscivano in spirito dai loro corpi in forma di nebbia o piccoli animali, armati con rami di finocchio per affrontare le streghe armate con canne da sorbo. Se vincevano ci sarebbero stati mesi di abbondanza, ma se prevalevano i malandanti, i contadini avrebbero sofferto di fame e carestia. Oltre a combattere le streghe, i benandanti erano guaritori, capaci di vedere i morti durante la processione, ricevendo messaggi dall'aldilà. Le donne benandanti in certi momenti, come il periodo mestruale o la commemorazione dei defunti, avevano visioni dei parenti morti. Sebbene si trattasse di una figura positiva, la Chiesa li accusò di eresia. Tra il 1575 e il 1675 li accusarono di essere streghe e li perseguitarono. Tuttavia, verso la fine del Seicento, l'Inquisizione allentò la presa su di loro e la figura dei benandanti svanì, perdendo importanza tra la popolazione. Secondo lo storico Carlo Ginzburg, i benandanti erano più guaritori che maghi, con un forte senso di indipendenza, sempre pronti ad aiutare gli altri.